Sarà che io sono prevenuto perché prevalentemente pubblico saggistica, qualche libro fotografico sto iniziando adesso, e meno narrativa. Anche perché con la narrativa diciamo, tutti abbiamo qualcosa da dire, ma pochi sanno come dirlo. E che questo è un limite che io ogni tanto quando parlo di queste cose mi piace ricordare un aneddoto di un mio amico e collega editore di Treviso che lui fa quasi solo narrativa. E quando queste persone che scrivono vanno da lui e gli propongono l'opera, iniziano a parlare, lui gli chiede: ah, bene, ma lei cosa legge? E loro dicono: come legge? No, non ho tempo, io scrivo. Io penso che questa sia la chiosa di tutto, questa sì, perché se uno non ha tempo di leggere, mi fermo qui, insomma, ecco. Allora, l'editoria cominciava appena un po' a riprendersi dopo l'ultima crisi, quando è arrivato il Covid. Questo ha significato chiaramente la chiusura e la sospensione di ogni progetto e di ogni possibilità di pubblicare e soprattutto di diffondere. Si conta che sono più di 20.000 titoli non sono stati pubblicati in occasione di questa chiusura. Ma io farei una distinzione tra diversi tipi di editoria, ovvero l'editoria la narrativa, editoria saggistica, ovvero che certa editoria ha bisogno del momento per essere pubblicata. Per semplificare, il libro da leggere sotto l'ombrellone, il libro da leggere a Natale, il libro da leggere in determinati momento storico. C'è editoria invece che, per fortuna, è quella che sviluppo io principalmente, che è un'editoria che non è legata sempre ad una data precisa, ovvero la saggistica. Nel senso, adesso stiamo lavorando per dire a un volume per l'ente Petrarca, un'anastatica di una grossa opera, di un grosso studio del Lutero del Cinquecento. Se esce a maggio o se esce a novembre, poco importa, se non ci fosse la presenza di qualche scadenza o di qualche anniversario particolare. Possiamo dire questa cosa, che durante il lockdown la gente è rimasta a casa e quindi si dice hanno letto di più gli italiani. È vero o non è vero questo? Teoricamente è vero, però chiunque ha dei libri a casa non letti. Devo vedere se c'è la voglia di leggerli e se è il momento giusto per leggerli. Io non credo che molti abbiano... il lettore che già leggeva prima senz'altro ha letto nuovamente. Il lettore che non leggeva non ha iniziato a leggere in questo momento. Purtroppo alla luce del lockdown tutti hanno cose da dire in merito al lockdown, in merito a come hanno vissuto, hanno avuto 2 minuti per pensare, per cui hanno scritto, e assisteremo al fiorire purtroppo alla proliferazione di volumi dedicati o di saggi, di narrativa, di come ho visto il lockdown, cosa è stata la mia chiusura. Perché io stesso ho ricevuto già 4 o 5 proposte, o un diario dedicato al lockdown, o un resoconto, o le considerazioni, insomma, tutte cose che però diciamo che non hanno una gran dignità di pubblicazione. L'impressione mia è che nel mondo del libro, se i danni ci sono stati ovviamente dovuti alla chiusura, dovuto a una serie di difficoltà a muoversi della gente, comunque l'importanza del libro, della lettura, sia rimasta sentitissima da parte della popolazione, delle persone, insomma. Soprattutto ci ha sorpreso molto in positivo anche la grande esigenza da parte dei ragazzi. Noi abbiamo visto veramente un bellissimo movimento da parte dei giovanissimi, il bisogno di cercare i libri, di venire a rovistare anche un pochino, insomma, nel senso che proprio un bisogno fisico quasi, insomma, I titoli più letti invece, o meglio, gli argomenti più scelti, soprattutto in questo periodo estivo? Facevamo una considerazione l'altro giorno che sono usciti un sacco di libri adesso legati alla pandemia e quelli non si vendono. La gente non ha molta voglia di sentire parlare di quello, perché già è subissata da informazioni legate a quello. Per cui ovviamente lettura di evasione, insomma, questo è più che saggistica, insomma, quindi moltissima narrativa sicuramente. Libri di cucina, libri, non so, sulla natura, sugli ambienti?
direi che proprio la narrativa l'ha fatta da padroni in questo periodo qua, insomma. Quindi anche la manualistica sicuramente, però io avevo notato la narrativa sia per adulti che per ragazzi, insomma, è stato sicuramente un settore che ha avuto molto movimento, insomma. Per gli argomenti un po' sono stati toccati un po' dappertutto, nel senso che un libro di 500 anni fa, se è un vero libro, ha qualcosa da dire anche oggi, a distanza di 500 anni. È cambiata l'applicazione della tecnica, ma la tecnica è quella, si è cambiata la tecnologia, ma la tecnica ma la stessa è quella. Per cui sì, che porti con sé qualcosa di nuovo, qualcosa possa dire essere interessante, dire ah sì, bello questo.